da parte di Vega Formazione e Vega Engineering. Benvenuti a questo incontro, a questo seminario in cui tratteremo l'argomento della valutazione dei rischi e del Covid, con il contributo di relatori che al di là delle indubbie competenze hanno anche un'esperienza sul campo importante. Da mia parte una parte introduttiva sulla valutazione del rischio da Covid-19 e sulla necessità o meno di appunto effettuare questa valutazione nel documento di valutazione di rischi. Riprendo quanto ha detto l'ingegner Masiero, nel senso che per le strutture sanitarie e sociosanitarie è sicuramente corretto parlare di aggiornamento del documento di valutazione del rischio biologico. È evidente che in questo momento di pandemia questo coinvolgimento del medico è stato molto più forte, molto più richiesto dalle aziende. Proviamo a vedere quali sono le domande anche che ci sta seguendo a posto. La risposta è presto detta, insomma, mi pare di vedere dagli assensi che vengono fatti dagli altri due colleghi relatori che la risposta sia condivisa da tutti e tre. Vega Formazione e Vega Engineering sono sempre impegnate nella divulgazione, quindi nell'organizzare incontri con lo scopo di approfondire temi relativi alla sicurezza sul lavoro e all'ambiente. E ringrazio i relatori e vi auguro un buon pomeriggio.